Bene ragazzi, bentornati su Real Napoli Football OU. La prima in Divisione 5 l'abbiamo persa male, veramente male con l'Inter. Abbiamo fatto una prestazione veramente sottotono. Loro hanno giocato bene, a parte che, ripeto, secondo me c'è qualche script comunque sempre, perché a loro riusciva tutto, noi no, a volte non ingarravamo due passaggi di fila. Comunque, se vi fa piacere lasciate un like magari a questo video e iscrivetevi al canale e proveremo insieme a scalare questa dannata divisione, le divisioni fino alla prima. Vedremo in questa seconda puntata della divisione 5, in questa seconda di campionato, se in divisione 5 come ci siamo detti, che cosa succederà. Ragazzi, proveremo ad andarci a prendere la prima vittoria, che sarebbe anche il caso. Purtroppo la prima è andata, come già detto, molto molto male. Sono anche molto arrabbiato per questa cosa, perché quando perdo così un po' per colpa mia, un po' perché magari l'avversario ingarra la partita, un po' perché i giocatori sono troppo forti e pare che prendono i palloni ovunque, è veramente difficile. Intanto andiamo a Madrid, al Bernabeu. Real Madrid-Napoli per questa seconda di campionato in Divisione 5, vedo un Francesco Lewandowski, interessante. Pepe ovviamente, Haaland, Pedri, vabbè, tutti i Gesù Cristi della situazione. I nostri ragazzi stanno tutti bene, quindi premiamo avanti al match e attendiamo che il nostro allenatore avversario faccia il suo gioco e ci faccia aspettare i soliti 25 anni e mezzo per iniziare la partita, perché solitamente loro fanno una formazione e ci mettono 72 anni per farla, e invece questa volta fortunatamente no. Però io veramente la maggior parte della gente, cioè non capisco quanto tempo ci vuole per fare una formazione, ma io, cioè, teoricamente ce l'avete già pronta. La cagna solo con Cruno, no? Cada pensava, Maron. Ciao. Real Madrid-Napoli, ragazzi. Proviamo la reazione dopo la sconfitta di 4-0 in casa. Caressa sta mai zitto. E si parte. Rachmani prova ad intervenire, non ci riesce, incredibile. Mamma mia, miracolo di Meret. Poi Rachmani, ma che cazzo ha fatto Rachmani? Io che non è intervenuto, ma che sta succedendo? Meret anticipato spaventosamente. Osimhen, Di Lorenzo, palla per Anghissà che prova ad andare da Osimhen, prova ad andare subito da il Ciuchi Lozano, niente da fare attenzione, Anghissà allarga per Osimhen, per Ciuchi Lozano, ma Anghissà, cross, parata del portiere, io mi sono imbragato mani e piedi che parola. Di Lorenzo prova il cross verso il Kvaratskhelia, niente da fare. Abbiamo provato a mettere un po' paura, grandissimo break di Mario Rui, palla arriva a Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia al giro, David De Gea la para. Però abbiamo iniziato con un po' più di sprint. Rachmani, Anghissà prova ad allargare, malissimo Anghissà, malissimo qui Anghissà. Kane fermato da Kim. Di Lorenzo, Anghissà, Ciuchi Lozano, cambia tutto verso Kvara, Kvaratskhelia che mette a terra col petto, dribbling di Kvara, dentro per Zielinski che prova ad andare da Lobo, niente da fare, Mario Rui per Zielu, si ferma Zielu, Kvaratskhelia, Lobotka, da Anghissà, attenzione Anghissà, prova ad andare da Osimhen che non riesce a tirare, recupera palla Osimhen e la palla poi finisce a De Gea. Ma siamo lì, siamo vivi. Kim prova a mettere fuori e adesso ci riesce, la palla finisce addirittura a Kvaratskhelia e poi va da Mario Rui, bravissimo Kvaratskhelia, Mario Rui si ferma, Mario la lascia ancora a Kvaratskhelia prova a cambiare tutto verso il Ciuchi Lozano che appoggia di testa ad Anghissà, poi la dà a Di Lorenzo che crossa verso Osimhen, niente da fare, recupera palla Di Lorenzo e qui se la fa soffiare, peccato. Lobotka recupera subito palla, Lobo va dal Ciuchi Lozano, Anghissà dentro di nuovo per il Ciuchi, forse è il caso di darla a Giannino. Prova a recuperare Anghissà e poi Lobotka, break fantastico e poi Osimhen, palla per Zielinski vede l'ingresso in area di Osimhen che tira al volo. Bella azione, bella azione. Ma la fase di preparazione mi è piaciuta, un ottimo contrattacco. Rilancio di De Gea, Kim prova a contrastare, ci riesce ma non riesce a recuperare palla e adesso Di Lorenzo
Kim, Mario Rui, con un po' di brivido qui, poi Zielinski, Lobotka, Anghissà, allarga verso il Chucky Lozano che può andare nello spazio Lozano al cross in mezzo, troppo su De Gea, che prova a rilanciare subito Pempe e poi break di Lobotka, perde palla però Lobotka, attenzione, Anghissà, imbucata presa male Rachmani, Meret, miracolo, e poi Lobo, Anghissà, Zielinski, Lozano, fantastico Lozano, se ne va Lozano in contropiede Lozano, cross del Chucky, troppo su De Gea, attenzione Rachmani, Lobotka, Zielinski, Osimhen prova ad allargare verso Kvaratskhelia entra in area, Kvaratskhelia cross in mezzo, c'è Osimhen, vantaggio Napoli con Vittorio Osimhen, Kvara inventa, Osimhen punisce, 1-0, stavamo giocando meglio e meritiamo ampiamente questo vantaggio. Di Lorenzo, Kim, Mario Rui prova il break il Real, attenzione, Mario Rui prova a chiudere su Salah, non ci riesce, Salah, attenzione Anghissà, Di Lorenzo, 1-2, Pempe, parata di Meret su Pempe, Meret su Pempe, Pempe su Meret, Meret su Pempe. Attenzione, Anghissà la mette fuori, poi Kvaratskhelia fa andare in contropiede Zielinski prova adesso ad andare verso Osimhen che la ridà Zielinski, se ne va Zielu, ripiega Pedri, incredibile, Pedri, spaventoso ripiego di Pedri, incredibile, Zielinski non riuscirà a mettere il corpo in tempo, Giannino Di Lorenzo, Rachmani, Di Lorenzo, Lozano, Anghissà, Lobotka, Zielinski, vede, larghissimo e liberissimo, qui c'è Kvaratskhelia che prova a sfondare, De Gea mette in calcio d'angolo, ci ha provato Kvara, proviamo ad attuare il nostro schema, Zielinski infatti prova a cercare Osimhen che prova a fare da sponda, c'è Mario Rui, non riesce, attenzione Giovanni Di Lorenzo, poi prova il cross, il Chucky, niente da fare, errore anche di Mario Rui, Rachmani, Di Lorenzo, si fa soffiare una brutta palla Di Lorenzo, attenzione Kim, chiude tutto e poi Giannino questa volta la dà Anghissà che allarga verso il Chucky Lozano che prova il dribbling, non ci riesce, peccato qui, potevamo sfruttare meglio delle situazioni, attenzione Anghissà verso il Chucky Lozano che la dà Zielinski dentro, ha provato ad andare da Osimhen, sarebbe stata una palla magica, Lobotka prova a chiudere, niente da fare, Rachmani qui chiude, fine primo tempo, 1-0 per noi, nettamente meritati, voglio. Anche loro hanno attaccato, chiaramente anche loro hanno avuto le loro occasioni, ma penso che abbiamo creato qualcosa in più noi. Tanto inizia subito il secondo tempo, Osimhen, Lobotka, attenzione Kim, errore di Kim, Meret prova prendiamo gol sulla puttanata di Kim, prendiamo gol sulla puttanata di Kim, attenzione Rachmani, Di Lorenzo, Anghissà, anticipato da Pedri, abbiamo cominciato malissimo ragazzi, malissimo, Kim questa volta spazza verso Zielinski che prova ad allargare verso Kvaratskhelia, dribbling e tunnel di Kvaratskhelia fantastico, poi Anghissà arriva sulla palla, ma che fallo è? Ma che cazzo di fallo è? Why? Ma siamo seri? Gesù. Rachmani appoggia a Meret.
che rilancia lungo verso Osimhen, che appoggia verso Mario Rui, che prova a far correre Kvaratskhelia nello spazio. Kvaratskhelia se ne va Kvara, prova ad arrivare al cross, Osimhen, niente da fare. Lobotka prova ad andare da Anghissa, non ci riesce. Adesso la palla arriva a Giovanni Di Lorenzo, che prova il cross, c'è Osimhen! Giannino Di Lorenzo per Victor Osimhen. Doppietta di Victor Osimhen. Grandissimo assist di Giannino, ragazzi. E torniamo avanti, mettiamo il muso avanti, ragazzi, contro il Real al Bernabeu. Kim torna ancora da Meret, che rilancia subito verso Osimhen, che prova a spizzare, non ci riesce. Attenzione al Real, Mario Rui, fantastico. E poi Zielinski prova ad andare dall'altro lato, Kvara verso il Ciuchi Lozano, fantastica palla verso il Ciuchi, che però la perde. Poi Lobotka, Zielinski, Osimhen prova ad andare da Kvaratskhelia, prova del dribbling, non riuscito. Mario Rui recupera palla, Kvara verso Zielinski, che gliela ridà, Kvara entra in area, Kvaratskhelia, cross in mezzo, c'è Osimhen! La tripletta di Victor Osimhen al Bernabeu. 3-1. Giocata pazzesca ancora di Kvara sulla sinistra. Ed è 3-1 Napoli, ragazzi. 3-1 Napoli. Mario Rui recupera un'altra palla fantastica, che però la riperde purtroppo. Attenzione, Kim prova chiaramente ad affacciarsi il Real per una reazione. Riusciamo a fermarlo. Per Mario Rui, palla per Anghissa, che prova ad allargarla subito. Recupera palla Anghissa verso Osimhen. Attenzione, secondo me è ora di qualche cambio. Attenzione, Kim la appoggia al Lobo dietro. Lobotka vede solo Kvaratskhelia, che prova a cambiare di nuovo tutto verso il Ciuchi Lozano. Anticipato il Ciuchi. Attenzione, proviamo a fermare Rachmani, grandioso Rachmani. Attenzione, Kane, palla dentro, Meret. Poi Mario Rui, che cazzo? Mario Rui spazza tutto dopo una follia in precedenza. Poi Lobotka allarga verso Kvaratskhelia, che appoggia verso Zielinski, che si ferma, perde palla. Secondo me lascia la fallo, ma a me i falli non li chiamano, quindi va bene così. Avanti Napoli. Mario Rui, palla per Kim, errore di Kim, che sta giocando male. Sottotono Kim oggi, sottotono Kim. Anghissa, palla per Zielinski. Zielinski prova a cambiare tutto verso Kvaratskhelia, una palla strepitosa di Zielo. Kvara la mette giù, Kvaratskhelia prova il cross, la palla arriva a De Gea. La palla ancora non è uscita. Per fare qualche cambio, ma Rachmani. Attenzione, Anghissa ha sbagliato, ha toccato il tasto su all'ultimo secondo inutilmente. Di Lorenzo, bravissimo. E poi la palla arriva a Kvaratskhelia, che prova il dribbling, fermato Kvara, e palla in fallo laterale. Secondo me c'era il giallo su Kim, sono quasi sicuro di sta cosa. Comunque, facciamo qualche piccola sostituzione. Ma io vedo Nosticard on fire e vi dico la verità, io Kim lo tolgo perché sta giocando veramente di merda. Poi Raspadori lo metto un po' al posto di Osimhen, che ha fatto tripletta, e lo possiamo anche sostituire. Politano no, Gaetano no, sono tutti di merda gli altri. Juan Jesus no, perfetto. Vai. Mettiamo Ostigard e Raspadori prima punta al posto di Vittorio Osimhen per questo finale di partita. Ci siamo. Se va a realizzare un cambio di jugadores. Eccoci qua. Palla per Lobo, che la ridà a Mario Rui. Kvaratskhelia dentro per Zielinski. Zielinski si gira. Palla per Anghissa, che si ferma. Fortemente infortunato. Però Mario Rui. Va Mario Rui, il cross in mezzo, c'è Raspadori. Probabilmente si è fatto male Zambo Anghissa, ragazzi. Si è fatto male Zambo Anghissa. Di nuovo lo stesso problema. E sembra proprio che dovrà uscire. Porca troia, si fa male Zambo Anghissa. Si fa male Zambo Anghissa. E vi dirò, io metto Politano, faccio giocare Lozano prima punta,
e passo al 4-2-3-1 con Raspadori dietro le punte. Oh. Ecco qua. Con Raspadori dietro le punte. Purtroppo Zambo Anghissà non ce la fa. Attenzione, prova ad andare da Kvaratskhelia a questo punto. Zielinski va da Kvara che prova ad appoggiare, non ci riesce. Attenzione, abbiamo dovuto fare un cambio modulo, non proprio il top. Attenzione a Stigard, Rachmani deve chiudere. Rachmani, chiusura pazzesca, e poi Mario Rui, fantastico, palla arriva a Raspadori. Raspadori che prova ad andare lungo verso il Ciuchi, non ci riesce. Attenzione Zielinski, Mario Rui, break fantastico, Kvaratskhelia dentro per Zielinski che prova, non è riuscito ad andare. Attenzione, Mario Rui, assist per Lozano che chiude la partita 4-1. Il Ciuchi Lozano in contropiede, assist del maestro. Si vola. Zittiamo il Bernabeu con un 4-1 pazzesco. Attenzione Ostigard si fa valere Politano, Kvaratskhelia dentro per il Ciuchi Lozano, la palla troppo lunga, peccato. Questo Ciuchi falso 9 mi sta piacendo, Politano si fa soffiare palla. Attenzione Lobotka, Rachmani, Mario Rui qua riesce a trovare un buco il Real, ma Meret si mangia l'attaccante. Rilancio di Meret, Zielinski appoggia per Kvaratskhelia, anticipato Kvara, si va a riprendere palla Kvara ma la riperde. Attenzione Lobo, dentro per Zielinski, Lozano prova a darla a Kvara, niente da fare. Attenzione ancora Lozano, ancora palla per Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia dentro, fantastico per Raspadori che la dà a Politano, palo a porta vuota, palo di Politano a porta vuota, ragazzi. Politano poi prova il cross, arriva Giannino che crossa ancora Kvaratskhelia, 5-1, Kvaratskhelia di testa, un po' rocambolesco qui, ma andiamo 5-1 sul Real. Finisce qui, ragazzi. Finisce qui 5-1 contro il Real e ci prendiamo la nostra prima vittoria in Divisione 5 alla grande. Dopo una sconfitta spaventosa arriva una vittoria clamorosa.